Buongiorno amiche e amici, ben ritrovati in diretta nel nostro salottone oggi, perché siamo in tanti di ore 13, una puntata molto particolare che vuole orientarsi anche verso quella che è un po' la spensieratezza, occhio che partiamo veramente bene, una puntata nella quale abbiamo messo insieme 4 campioni. Il titolo, come vedete, è campioni di puntini, 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 curiosità. Perché? Ma perché il nostro territorio, quello del nord-est, del Veneto in particolare, esprime grandissime eccellenze in un sacco di campi, e adesso vedrete esattamente in quali campi, perché abbiamo un campione mondiale, 3 campioni sostanzialmente italiani di 4 discipline completamente diverse, 4 mondi assolutamente importanti che tutti noi magari direttamente o indirettamente viviamo nella nostra anche quotidianità, ma io mi fermo qui e vi li vado subito a presentare. Allora, innanzitutto Beppo Tonon, che è del team che da poco ha vinto il campionato mondiale di gelateria. 21 gennaio. 21 gennaio, quindi meno di un mese fa. Meno di un mese fa. Buongiorno, benvenuto e ovviamente complimenti. Grazie. Poi abbiamo Elisa Urdic. Buongiorno. Che noi abbiamo messo campionessa italiana di caffè. Allora adesso lei ci spiegherà, anzi dopo ci spiegherà esattamente molto meglio, ma che oltre ad essersi aggiudicata il tricolore, a breve andrà a rappresentare la nostra bandiera anche in quel di Melbourne, se non sbaglio. Per il mondiale. Per il mondiale. Poi abbiamo Giuseppe Cantale, che è campione di griglie roventi del 2018, quindi qui stiamo parlando di barbecue. Sì, barbecue. Benissimo, quindi abbiamo fatto una carrellata nel mondo del cibo per finire agli animali. Buongiorno a tutti. E ovviamente non è agli animali nel senso, ma a chi si occupa di animali e a chi ha vinto il campionato italiano di Toilettatura e specialità Asian Style. Benissimo, quindi insomma abbiamo rappresentato 4 discipline completamente diverse, 4 curiosità, 4 eccellenze che adesso pian piano andremo a conoscere, andremo a capire come sono state queste manifestazioni. So che dall'altra parte del teleschermo, ovviamente a casa vostra, ci saranno tantissimi appassionati di tutte queste cose, o direttamente o indirettamente, o chi si fa il gelato in casa, o chi il barbecue sicuramente se lo fa, o chi ha il cane col taglio particolare, il caffè non ne parliamo. Quindi orecchi e occhi belli attenti, perché sarà una puntata molto interessante e diversa. 0422 162 6798 è come sempre il nostro numero di telefono per intervenire, fare domande, magari chiedere dei consigli e perché no incitare a rappresentare il nostro paese a breve in quel che è il campionato del mondo di caffè. Allora, visto che Elisa, ci diamo tutti del tu oggi, cosa dite cari ospiti? Può essere, visto l'informalità? Approvato. Certo. Partiamo da qua. Allora, mi descrivete velocemente in che cosa è consistita la vostra cioè non performance, però la competizione. Allora, nel mondo della caffetteria ci sono diverse specialità di gare. Io nello specifico gareggio nella Brewers Cup, quindi tutto ciò che riguarda il mondo filtro, l'estrazione americano, chiamiamolo come volete. È una gara dove la finale è composta da 2 parti. Una parte dove abbiamo 10 minuti a nostra disposizione, 3 giudici sensoriali davanti a noi e un capo giuria. In questi 10 minuti io devo eseguire 3 tazze, devo raccontare il mio caffè, come è stata la lavorazione, la provenienza, la mia ricetta. Gli ingredienti sono uguali per tutti? In questa parte di gara no, ognuno porta il proprio cavallo di battaglia, quindi nello specifico io ho portato un caffè dall'Ecuador, una varietà nuova, una varietà con una lavorazione sperimentale, e ho spiegato e raccontato ai giudici tutto il mio percorso, quindi ho raccontato, abbiamo customizzato la nostra acqua, quindi abbiamo fatto diverse poi ricerche. andiamo magari più nel dettaglio anche per capire esattamente la vostra professione, Certo. come professione o aspetto amatoriale, come mi sembra di poter dire, sì, per Giuseppe Cantale. Allora, tu invece ti sei aggiudicato l'amministrazione griglie roventi nel 2018? 2018, sì. 100 coppie in gara? 100 coppie, ero in coppia con un amico con cui abbiamo deciso di partecipare. Lì si tratta di cucinare 3 tipi di carne diversi, la carne più semplice che c'è possibile, perché si tratta di cosce di pollo, costicine e salsicce. Quindi uno pensa cosa faremo con questi 3 ingredienti. Una volta che li cucini e li combini, tu puoi portarti qualsiasi ingrediente tu vuoi lì devi solo cucinarlo. E
una volta che li cucini, 3 giudici ti valutano e valutano 3 aspetti. La cottura, l'aspetto del piatto, come è stato presentato, e il gusto. E poi insomma ci racconterai quali sono stati i segreti per aggiudicarsi No, questo... i segreti non si parlano. Vabbè, insomma, dai, un minimo... Cercheremo di fare un po' di slalom tra i segreti. Silvia, Sì, usciamo dal cibo e andiamo a quello che comunque è la tendenza del momento, perché certo. comunque insomma, l'animale domestico sappiamo quanto essere sempre più importante all'interno delle famiglie. Certo, certo, certo. E tu sei un artista Nel cioè, taglio saresti del la pelo. parrucchiera dei Certo. cani, possiamo definirti Sono così. la parrucchiera dei cani, una delle tante parrucchiere dei cani. Com'è che- stato, che tipo di manifestazione hai vinto? Allora, questa manifestazione viene tenuta ogni anno ad Arezzo, una manifestazione nazionale e internazionale a cui partecipano parecchi toilettatori da tutto il mondo, non solo da tutta Italia. Io ho partecipato in una specialità, perché ci sono varie specialità, che si chiama Asian Style, che è nata praticamente in Asia, appunto dal nome Asian Style, e consiste nel fare dei tagli un po' creativi. Io ho preso questo cagnolino, me l'hanno prestato, un cagnolino molto bello, che ho lavato un'ora prima della competizione e l'ho trasformato da cane normale, diciamo, a cane con un taglio un po' particolare, molto molto scenico, ecco. Allora, tra l'altro so che in regia stanno facendo un grande lavoro di ricerca e nel caso accadesse, Sì. se andate nella pagina, hai una pagina, un profilo? Sì, ho la pagina del negozio, si chiama Pets di Preganziol. Ok, troviamo anche, arriviamo ad avere le immagini sostanzialmente delle tue creazioni, Certo, giusto per certo, far certo, capire. certo. Ecco qua, questa è la gara che si è tenuta ad eccoci, Arezzo. siamo dentro, ok. Qui vabbè, vediamo un po' di concorrenti che stanno, chi taglia forbice, chi strippa e chi appunto fa l'Asian Style. Vediamo, ci sono vari video, probabilmente in mezzo ci sono anch'io. Questi sono i concorrenti finali Sembra una al pecorella giudizio. questa. Ne vedo molti di famosi, campioni mondiali da tutto il mondo e questi sono i podi finali. E è stato molto emozionante, molto bello, sì. Poi Era la ovviamente mi prima volta racconterete... per me. la prima volta. Sì, 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 insomma, hai iniziato col botto. Ho iniziato col botto. Invece Beppo Tonò, lei non è assolutamente un novizio, no? No. Delle competizioni, però penso che essere capitano della squadra italiana, no? Che Sì. si è aggiudicata appunto il 21 il campionato del mondo di gelateria, sia una grandissima soddisfazione. Grande soddisfazione, io devo dire che sono partito già nel 2006, quando per la prima volta l'Italia ha portato la Coppa del Mondo a casa e io ero il capitano di squadra in quell'occasione. Poi ho avuto un'altra esperienza sempre come team manager nel 2014, ma sono entrato all'ultimo perché c'era una squadra che si era disgregata tutta, insomma poi hanno chiamato, vedi, mettere assieme, siamo arrivati su 4-5 mila punti che ci sono. Abbiamo perso no, il podio, il primo posto per 16 punti, roba da ammazzarci. 16 su 5.000 circa. È veramente un millesimale la cosa. E poi quest'anno invece non abbiamo vinto, abbiamo stravinto quest'anno. Come nasce la Coppa del Mondo? È una competizione biennale che si tiene a Rimini. Un anno fanno le selezioni per scegliere i 4 componenti della squadra, l'anno dopo fanno la gara. Quelli che hanno partecipato alle selezioni erano circa in 300 e su questi 300 ne hanno scelti 4. Un gelatiere, un pasticcere, uno chef di cucina per portare il gelato salato e uno scultore del ghiaccio. Questi sono i 4 elementi. Poi loro una volta scelgono il loro team manager. E è toccato a me ed è stato un grande successo perché su 6, oltre alla Coppa del Mondo, su 6 premi speciali, l'Italia su 12 squadre da tutto il mondo ne abbiamo portati a casa 3, quindi abbiamo stravinto. Insomma, in questo periodo in cui abbiamo un po' la tendenza magari a buttarci su noi italiani. No, sappiamo anche tirarci su in qualche modo. Sulla gelateria diciamo sicuramente la nostra. No, nessuno può competere con noi, lo dico subito. Questa volta ha vinto il gelato a Rimini proprio perché la prima è stata l'Italia, la seconda è stato il Giappone, che sono una cosa, non sanno fare gelato, ma nel campo decorativo sarebbero da portarsi a casa tutti.
e poi l'ordine che tengono, una cosa incredibile. E la terza è l'Argentina, anche l'Argentina sono molto bravi a fare. Però diciamo che gli argentini che erano qui erano un po' tutti italiani una volta. Quindi, insomma, in qualche modo il centriamo... gelato è italiano, non c'è niente, il gelato italiano. Sentite, allora, innanzitutto, come vi siete avvicinati alle rispettive discipline, Elisa? Per puro caso, ai primi corsi di caffetteria uno dei miei primi trainer mi ha buttato in pedana proprio. Quindi scusami, così. Ricordiamo tu hai un locale. Io ho una caffetteria in centro. Una caffetteria particolare, sì. e diciamo questi corsi sono stati la premessa, cioè hai fatto i corsi e poi hai deciso di aprire il locale, o è stato viceversa? Allora, parliamo di un bel po' di anni fa, quando ho iniziato con i primi corsi, e dopo da lì insomma sono seguite un bel po' di cose, sono stata un po' all'estero, ho vissuto in Australia. Ho lavorato in una caffetteria simile a quella che ho io in centro, dall'altra parte del mondo. Poi una volta tornati qui abbiamo deciso di aprire Taste, quindi adesso siamo a Treviso fissi da 2 anni ormai. E mi sono avvicinata appunto nel 2014 con le prime gare, e poi ho fatto un piccolo stop quando sono stata all'estero, e adesso dall'anno scorso ho iniziato a gareggiare in questa specifica tipologia di gara, e così dopo il 4° posto dell'anno scorso quest'anno c'è una graduale crescita, no? Sì, diciamo che il 4° posto a un punto di distacco dal podio l'anno scorso mi era rimasto un po' qui, quindi quest'anno di distacchi minimi. Sì. Mamma mia. Per te, Giuseppe, invece, allora diciamo che appunto tu sei un po' l'amatore del gruppo. Sì, nella vita cosa fai? Io sono imprenditore. Ok. Quindi tutt'altro. La tua passione per il barbecue intanto com'è nata? Ma non è tanto solo per il barbecue, è proprio per la cucina, è trasmessa da mio padre, che era un cuoco veramente in gamba, non un cuoco professionale, anche lui amatore, ma non è solo la cucina, è la convivialità, cioè è l'aspetto dello stare insieme, del condividere che mi appassiona. Poi piano piano, ricevuto questo imprinting, sono andato avanti nel approfondire le conoscenze, cioè, la mia caratteristica è proprio quella di cercare di andare a cercare ingredienti particolari, conoscerli, sviscerare, capire dove li posso trovare e poi combinarli, e questo è un po' quello che mi piace fare, e quindi è una passione a 360 gradi. Poi sì, insomma, tu non vuoi darci tante indicazioni sui segreti, però insomma ci direi come hai vinto Grigio Roventi. Sì. Ci interrompiamo per qualche istante, do la linea alla regia e poi continuiamo la chiacchierata. Se avete curiosità da chiedere ai nostri campioni, qui ovviamente loro sono a disposizione, magari anche qualche suggerimento rispetto alle rispettive discipline. E erano tornati da Silvia perché sto chiedendo appunto come i miei ospiti hanno iniziato il loro percorso all'interno del mondo che qui rappresentano, e tu come hai iniziato questa passione? Io ho iniziato grazie a mio marito Nicola, che lui ha sempre amato gli animali fin da piccolo, e quindi mi ha fatto avvicinare al mondo in particolare dei cani, e non solo, abbiamo avuto altre esperienze con altri tipi di animali, però con i cani abbiamo fatto tantissime cose, dalle esposizioni di bellezza ai giudici amatoriali alle esposizioni di bellezza, abbiamo fatto anche il corso di guardie zoofile, abbiamo fatto un bel po' di tutto, diciamo dal 90 a oggi. E poi abbiamo aperto il nostro primo negozio nel 2010 a Caorle, per poi trasferirci definitivamente qui a Treviso nel 2016 appunto a Preganziol, e lì lui mi ha insegnato tutto. Ma quindi perdonami, cioè perché adesso sì, l'utilizzo delle forze, sì. Proprio l'aspetto insomma di tagliare. Sì, mi ha insegnato praticamente tutto lui. Poi abbiamo fatto parecchi stage, corsi di perfezionamento in giro per l'Italia, da dei bravi maestri anche, e lì abbiamo impararato delle tecniche in più, perché la toilettatura è tutta tecnica. Voi avete animali, cani, eventualmente, insomma, creiamo degli incroci qui in trasmissione oggi, no? Perché vabbè, non so, arriva una signora con il suo cagnolino e ti dice già come vuole il taglio? Perché, alcuni sì, alcuni hanno proprio le idee confuse, alcuni mi dicono
tieni, fai quello che vuoi, Fai mi fido tu. di te. Sì, 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 Ok. sì. L'importante Ti è senti che... là delle grandi responsabilità, immagino. Sì, perché l'animale, oggi il cane, è considerato un membro della famiglia a tutti gli effetti e lo trattano a Io volte penso che avrebbero anche meno troppo. problemi a portarti la nonna, secondo me, che il cane. Bravissimo, o il marito o la moglie. O il marito, esatto. Ma E quindi sì, sono trattati veramente con i guanti di velluto. e A come ci volte rimane il cane dopo che gli hai fatto il taglio? Cioè, si sente un po' No, così no, beh, il protagonista? cane non ha la consapevolezza di Certo. essere bello, diciamo, e pulito fortuna, alla magari, delle fine. Potrebbe, non è il tuo Potrebbe caso. montarsi la testa. Esatto. Beppo, lei come, anzi tu, perché chiedevamo Sì. del tu, come hai iniziato invece tu, la tua Ma esperienza? Io ho iniziato, avevo 17 anni, che sono andato in Germania a lavorare, se fosse adesso sarebbe sfruttamento giovanile, no? Dove da marzo a ottobre si facevano mediamente, non so, dalle 8 del mattino fino alle 11 sera, tutti i giorni senza un giorno di riposo, quindi un bel allenamento, no? Lì ho fatto 3 stagioni in Germania, poi ho fatto il militare perché non volevo essere quello che scappava dall'Italia, cioè che non poteva venire in Italia perché doveva fare il militare, ho fatto i miei obblighi e poi a 23 anni ho aperto la mia prima gelateria, che poi è stata un'altra, e poi un'altra ancora, e poi un'altra ancora, e adesso mi fermo. Siamo sempre stati a Piavondi Oderzo, sempre come apertura di gelateria. Poi io sono sempre stato appassionato della decorazione e ho sempre approfondito questa tecnica in un modo quasi esagerato, è quello che mi ha portato anche a fare un bel percorso, insomma, così anche di concorsi e avanti. Infatti io nella mia vita ho fatto 5 concorsi soli, 4 li ho vinti, uno sono arrivato secondo. E il primo ricordo a Longarone con la coppa di gelato con la frutta scolpita, il secondo a Alicante in Spagna dopo 2 anni. Poi il terzo è stata la prima Coppa del Mondo nel 2006. Il quarto è stato dove siamo arrivati secondo, ma sono entrato in corsa, non sono partito da zero, e questo qui. Insomma, mi sembra Non abbastanza. sei competitivo, Beppo, comunque. Perché? No, così, cioè, no. Cioè, proprio, sì, vai lì, se va, Sì, no? no, io quando ho fatto, ecco, la ripetizione di un concorso l'ho fatto questa volta perché mi bruciava il fatto di non essere arrivato primo Vedi che non sei l'altra. competitivo. Voi invece quanto siete al netto, insomma, della passione per quello che fate? 3 finali italiane in 2 specialità diverse Quindi per ora. anche tu, insomma, non sei una di quelle che molla o che va lì per partecipare. No, beh, quando si gareggia comunque l'idea di partenza, secondo me un po' di tutti, è sempre quella di fare molto bene. Poi le gare sono sempre imprevedibili, quindi Tipo nella tua disciplina qual è la variabile più, tra virgolette, impazzita, quella meno controllabile? Allora si lavora molto per cercare di dare costanza ad un movimento che è manuale, quindi però è il gusto alla fine, perché ad esempio quest'anno io personalmente ho portato un caffè un po' pericoloso, nel senso non era una varietà conosciuta, quindi era un caffè che poteva piacere, come no, e invece è piaciuto. Insomma, è piaciuto perché appunto Sì. è arrivato questo trofeo. Poi vedremo di capire magari le difficoltà che potresti trovare a Melbourne, no? ai mondiali. Tu ti aspettavi di vincere, di essere sul gradino più alto del podio di Grigliero 20? No, cioè, o sì, si va per competere, come diceva anche lei, si va per fare il meglio che si può. Non sono assolutamente un ipercompetitivo, mi piace fare bene le cose che faccio e quando fai bene le cose che fai probabilmente dopo ne conseguono anche i risultati. È stata una bella sorpresa, anche perché come dice lei è abbastanza casuale, è questione di gusto sempre questa, no? Cioè non è solo capacità, io non penso che lì ci fosse solo gente che non sapeva cucinare, c'era gente che sapeva cucinare, che sapeva fare le cose e probabilmente la combinazione degli ingredienti usati, come è stato cucinato, il gusto dei giudici, perché tra l'altro puoi immaginare 100 coppie che competono, non possono essere gli stessi 3 giudici che valutano 100 coppie. Ci sono 10 gruppi di 3 giudici che valutano 10 coppie a testa, ovviamente con una combinazione di valori che alla fine permettono di arrivare a un giudizio finale. Sì, Quindi, appunto, poi voi avete questa figura, diciamo la presidente di giuria, che tra l'altro è anche un'amica che saluto caramente, che è Angela Maci,
che lei ha il ruolo di in qualche modo fare una sommatoria. Coordinare, no? evidentemente. È ovvio che siccome i voti vanno da 1 a 100 e sono 3 giudici, 3 cibi, 3 tipi di votazione, cioè provi a fare le combinazioni e vedi quanti variabili ci sono. In gioco. O fai bene tutto quello che stai facendo, se no basta che ne sbagli uno e vai giù. Tu quanto sei competitiva? Ma allora, io nel lavoro di tutti i giorni sono molto pignola, cioè io proprio non lascio un pelo fuori, punto molto alla qualità più che alla quantità di cani da fare ogni giorno. E diciamo che per competere sono stata un po' spinta sempre da mio marito, ma quando sei là competi logicamente per vincere. Non me lo sarei mai aspettata, però è successo. Quindi sono molto... Adesso hai in programma comunque altre Ho in partecipazioni? programma di andare a fare altre gare e andare anche all'estero. La tradizione a livello mondiale è più forte? In quali paesi c'è? Allora, i paesi più forti, beh, l'Italia è fortissima, anche quest'anno abbiamo un team veramente top. Altri paesi fortissimi, la Cina e la Russia sicuramente, sì. Cina e Russia sono tra i top al mondo. Stiamo vedendo un po' di tue creazioni, se non sbaglio. Sì, perché vedo anche te. Questo è un video che ho caricato Fatalità ieri sera. Ti affezioni poi a queste creaturine che vengono? Sì. Come fai a farli star fermi? Quanto ci non metti è facile, per fare perché un cane? dipende da 1000 variabili, dal lavoro che devo svolgere, da quanto sta fermo, se vuole morderti, se non vuole morderti, se è abituato. Capitato? Sì, è capitato. Sono animali, quindi li devi saper trattare in un certo modo. Dico coi guanti di velluto, cioè non bisogna maltrattarli, però il problema della gente che non capisce è che il cane dovrebbe essere portato e abituato fin da piccolo come tutte le cose, quindi anche la toilettatura andrebbe fatta da quando il cane ha 2 mesi in poi. Bene, altra interruzione. Si stava durante la pausa ragionando come poi diciamo, le caratteristiche anche di un popolo contribuiscono al successo in alcune discipline o anche all'insuccesso, no? E quindi diciamo che quello che accomuna le vostre discipline, anche se molto lontane tra di loro, è l'aspetto sicuramente della cultura, no? Di noi italiani, della creatività, della fantasia. Penso che sia condivisibile un po' da tutti. Non no? siamo secondi a nessuno su questo. Ogni tanto dovremmo ricordarcelo, Beppo. Non siamo secondi a nessuno. Nessuno ci può battere su questo punto qua della creatività, nessuno. Ma in tutti i campi, non nel campo del gelato, su tutti, io vedo, insomma, è una cosa straordinaria. Si viene riconosciuto voi quando vi siete trovati in queste competizioni? Se siamo all'estero, sì. All'estero siamo portati in palma di mano sempre. Quando sei italiano puoi dire quello che vuoi fuori, perché abbiamo questa considerazione, grazie a Dio, un po' meno in Italia, però all'estero sì. Vediamo chi c'è al telefono. Pronto? Buongiorno, sono Giulia, lei suoi ospiti, dottor Paladini. Buongiorno Giusy. Giusy, in queste 4 discipline, quale si vede più formata? Allora, il primo signore qua a sinistra che è campione di pasticceria, io quando entro dentro su una di quelle dico sempre: questo è il banco della glicemia, non ci posso entrare. Beh, insomma, poi, volendo si può far portare i dolci gelati anche fuori. Non a è casa, sì. Alla signora della toilettatura, sì. Mi dispiace dirglielo, però vedere tutti questi cagnolini che li vedi per strada, ma non li diminuite la loro personalità vedendo che taglia qua, taglia là, con fiocchi, codini qua e là? E poi quando vedi in televisione queste signore che arrivano con tutti sti cagnolini, con la treccia, col fiocchetto, e stanno lì seduti per ore su queste trasmissioni. Ma abbiamo sconvolto la loro natura?
non si può far così. Insomma, lei Giusy sono... preferisce, diciamo, i cagnolini, quelli un po' più tradizionali, più... Quei nostri perché vengono in televisione e loro sono lì seduti per ore in televisione? Non si può. Ma allora, vediamo cosa ne pensa, insomma, chi c'ha a che fare costantemente invece. E siediti, alzati a comando, ma dove siamo arrivati? Devono correre i cagnolini. Al massimo, Giusy, al massimo coi mariti ci si può comportare così, giusto? Beh, insomma direi quasi di no. Mi Direi permetta la quasi di no. battuta. Grazie. Grazie a voi. Allora, insomma, giustamente ognuno la vede a modo proprio, Certo, e magari chi non ha a che fare costantemente può pensare che ci siano dei vezzi, Allora, a volte ha ragione la signora, ci sono delle persone che umanizzano troppo il cane e quello non va bene. Per quanto riguarda il cane che si alza e che si siede, che va a comando, non è che uno tutto il giorno gli dà i comandi. Il cane deve essere educato come vanno educati i bambini, come va educato qualsiasi tipo di essere vivente, tra virgolette. E quindi il cane deve sapere quando si va fuori, quando si va in cuccia, quando non deve abbaiare, tra virgolette, e quindi deve essere educato. Per quanto riguarda i fiocchetti, preferisco un cane pulito, senza nodi, senza impurità, senza problemi alla pelle o al pelo e con un fiocchetto in testa, piuttosto che un cane come quelli che ne arrivano parecchi in toilettatura, in condizioni veramente pietose, che sarebbero a volte da denunciare, perché arrivano cani che io non vi dico neanche come sono tenuti. Quindi meglio un fiocchetto in più che un cane preso in condizioni pietose, che quello è il vero maltrattamento, non un cane pulito allora, e non profumato. vorrei diciamo, banalizzare quello che tu hai appena detto, Sì. però io penso che ogni tanto noi maltrattiamo anche uno dei prodotti proprio caratteristici del nostro paese, che è il caffè. Allora. Elisa, proviamo a fare anche un po' un punto di situazione su diciamo spunti minimi per non appunto maltrattare questo che è uno dei nostri prodotti caratterizzanti. Una delle bevande più Quindi bevute. facciamo così, qual è l'errore che si compie di più in casa, che si tratti di avere la moka o una macchinetta del caffè? Allora, la non pulizia delle attrezzature, sicuramente. Probabilmente quella, diciamo, al di là del prodotto, alla fine ha qualcosa in comune al di là del con la prodotto che si decide di utilizzare. utilizzare, la pulizia è una cosa che molto spesso si trascura, la moka non pulita. Come si pulisce la moka? Perché ci sono queste teorie che non va usato detersivo, eccetera. Allora, va comunque sempre sciacquata con acqua calda, asciugata bene con carta, e si tende a non utilizzare dei detersivi o quant'altro, perché o lo si fa utilizzando comunque l'acqua calda in modo da non aprire i pori dell'alluminio, è sempre buona cosa. Acqua calda, carta, e si tiene sempre la moka in condizioni. Per la macchinetta del caffè di casa? Ci sono anche dei prodotti a base naturale, insomma, che si possono utilizzare, li potete acquistare. Noi ad esempio li vendiamo anche in caffetteria, o comunque si trovano nel commercio, per la pulizia costante del portafiltro, della macchina da espresso. Se si hanno le super automatiche fanno anche le pulizie da sole. Diciamo che tenere in perfette condizioni le attrezzature è già un buon punto di partenza, sì. Per la griglia che consiglio che a un neofito, o comunque diciamo a uno che non è che abbia tipo il sottoscritto tutta questa abilità nel fare il barbecue, che primi consigli si possono dare? A parte la scelta degli ingredienti, che ovviamente fa sempre la sua parte, e quindi io penso che sia molto importante avere attenzione anche a carni possibilmente non trattate, anche questa è una cosa molto importante, perché rilascio dell'acqua, non rilascio dell'acqua, cioè cambia, ovviamente si restringono, ti capita di vedere della carne che si restringe in modo improbabile, e questo vuol dire che non è una carne adeguata. A parte questo, certamente l'attenzione alla distanza dal fuoco, soprattutto per il pesce, per esempio. Il pesce ha bisogno di una cottura lenta e delicata,
E allora, quindi per me nella scelta di un barbecue non si può prescindere dal fatto di avere la possibilità di distanziare in modo diverso dal fuoco il cibo. E quindi questo è molto importante. È importante l'attenzione, non dimenticarselo, andare da un'altra parte a fare qualche cosa e starci dietro. Insomma. Moderato consumo di alcol quando si è alla griglia, perché altrimenti poi ci si perdono i pezzi. L'adeguato consumo di alcol, quindi a seconda delle persone. No, scherzo. Ovviamente insomma, la grigliata è una questione anche di goliardia, convivialità, per cui ci sta che insomma, un bicchiere di vino o di birra possono essere consumati. Assolutamente sì. A livello di gusti, sì? Perché penso che siano pochi quelli che si fanno gelato in casa, quindi ti chiedo invece, vanno sempre molto i classici, ci sono gusti in particolare che stanno avendo una fortuna in questo periodo, come sono i gusti? Allora, se io parlo di me stesso cerco di mantenere un prodotto classico con qualche inserimento nuovo a rotazione, però i classici devono essere sempre. C'è una tendenza adesso un pochettino anche al gelato gastronomico, che io non credo tanto. Gelato con le acciughe, con i pomodori, che facciano loro. Il gelato artigianale, stiamo parlando di quel gelato che va fatto con la frutta di stagione, che va fatto e consumato in giornata, si può anche mantenerlo, adesso ci sono tecniche, macchinari che ci agevolano molto, che possiamo anche mantenerlo un po' di più, ma il gelato artigianale è quello che va fatto e consumato. Ecco. Usando frutta scelta, fresca, di stagione soprattutto, e anche abbinarci magari a fare i gusti quando sono in stagione, cioè le fragole fatte albicocca, quando sono albicocche, le pesche. Ci possono anche essere dei metodi di conservazione anche straordinari oggi, anche la surgelazione, però credo che un consumatore quando arriva è come dire la stagione degli asparagi, li mangiamo quando c'è la stagione degli asparagi. Insomma, vale la stagionalità anche per il gelato, giustamente, anche perché ci sono i gusti, quelli, soprattutto quelli diciamo i gusti di frutta di guscio, cioè la nocciola, la mandorla, il cacao, così, che sono per tutte le stagioni, ma la frutta dovrebbe un po' seguire la stagionalità. Bene, ultima breve pausa e dopo siamo con l'ultima parte di Ore 13 di oggi. Siamo anche ai consigli da parte dei nostri esperti, perché insomma i campioni sono esperti di queste discipline, stiamo facendo un po' anche qui una carrellata. Silvia, che consigli ti senti di dare nel momento in cui, ovviamente per quel che ti compete, un qualche proprietario di un cane decide di portarlo da te o di volerlo avere con un taglio particolare del pelo o quant'altro? Niente, il mio consiglio è sempre quello di abituare i cani alla toilettatura come a qualsiasi altra cosa, all'educazione, a qualsiasi cosa. Per la toilettatura in particolare bisogna abituarli fin da piccoli, sì, certo. Perché sennò diventa uno stress per lui e anche per il toilettatore, che deve stare attento, perché in mano noi abbiamo delle attrezzature tipo forbici, tosatrici, cose che possono tagliare e far male al cane. Ma poi invece sulla scelta proprio del tipo di taglio? Dipende sempre dal tipo di cane che hai. Ci sono dei cani sui quali puoi svolgere solo dei tagli commerciali, dei cani che prevedono proprio dei tagli di razza, parliamo del Cocker, del West Highland White Terrier, che proprio prevedono dei tagli di razza. Ma ci sono mai state fatte delle richieste un po' assurde? Sì, tipo me ne viene in mente adesso un signore che un giorno voleva un taglio schnauzer su un barbone. Cioè, lo schnauzer è un cane che ha il pelo duro, il barbone ha un pelo riccio, morbido, e quindi le due cose un po' cozzano, è impossibile. Sì. A voi sono state fatte mai richieste strane, non so, per quelle che ti riguarda, su un gusto di gelato o una pratica? È proprio di questi giorni una signora che è stata a Vienna,
che ha mangiato un gelato con gli inserti di biscotti un po' anche speziati dentro, mi ha detto io vorrei, mi ha portato i biscotti, io le farò il gelato dei gusti che vuole inserendo dentro, capitano queste cose qui, uno va fuori, si assaggia e probabilmente quando ritorna a casa vuole fare, e nel momento che lo consuma si ricorda del posto dove è stato in vacanza, è così bellissima sta cosa qua, no? Uno si porta la commissione appunto dei gusti, è straordinaria sta qua, sì. Per te, Elisa? Ma a noi a volte dobbiamo un po' scontrarci con l'idea generale che tutti hanno del caffè o del caffè napoletano, ognuno ha la propria idea di caffè, di gusto, diciamo, ognuno ha la propria idea di gusto personale e quindi poi dopo spesso ricercano da noi quello a cui sono abituati magari da sempre, che non è detto poi che è quello che, diciamo, quello che serviamo noi in caffetteria. Ma penso che, per esempio, questo vale anche per il mondo del vino, no? Ognuno arriva con un gusto e non si rende conto che, allora è ovvio che tutti noi abbiamo dei gusti, attenzione, ed è giusto che così sia, però è anche vero che insomma, la cultura ti porta ad assaggiare cose nuove, cose diverse. Diciamo che nel nostro prodotto, ad esempio, quello che posso dirti è che spesso per le persone il caffè è un gusto standard, non immaginano che il caffè può avere 1000 sfumature. Quindi noi poi che trattiamo la degustazione, abbiamo diverse origini, trattiamo arabiche, non la robusta, quindi avviciniamo comunque le persone a capire che il caffè può avere tanti sapori, non per forza quello che nel tempo ci siamo abituati. In questo momento avete consumatori aperti ai consigli quando si rivolgono a voi, adesso lo chiedo a tutti ovviamente, o generalmente vi trovate di fronte insomma, dei monoliti inespugnabili? Beh, nel nostro caso posso dirti è stato un percorso, noi adesso ad esempio 2 anni che siamo aperti, quindi abbiamo avvicinato tante persone alla degustazione, c'è chi già è abituato a farlo e ci raggiunge, a volte abbiamo avuto delle sorprese meravigliose, persone che sembravano molto chiuse per tutto ciò che riguarda il nostro prodotto e che invece poi hanno scoperto un mondo e si sono aperti. Le persone curiose sono sempre di più e prestano sempre più attenzione, bisogna anche avvicinarle, bisogna nel nostro settore, anche negli altri, comunque educare il palato, avvicinare le persone a capire anche quello che stanno sentendo, certo. Quindi è un po' forse il nostro lavoro anche più grande, ma posso dirti anche il più bello. Avvicinare le persone, vanno un po', lei ha usato prima la parola educate, sì, al gusto, certi gelati vanno meglio d'estate piuttosto d'inverno e viceversa, perché sono dei gelati che dissetano, altri un po' meno. Certo. Ecco, quindi abituarli, suggerire, la comunicazione secondo me è fondamentale in tutto, perché noi dobbiamo comunicare alle persone i nostri gusti, quello che sei più adatto magari fanno delle domande, cosa ti piacerebbe e fare la proposta adatta, perché non tutti arrivano, cioè certo, noi è la nostra professione, sì. Quindi è un percorso che bisogna fare, infatti funzionano molto bene quelli che fanno i laboratori di assaggi, dimostrativi di assaggi, perché allenano, diciamo, è meglio dire allenare forse le persone a un gusto, a una certa soluzione, a una certa proposta. Tu a casa come fai a fare i percorsi quando fai i barbecue? I tuoi amici o i tuoi familiari? Diciamo, il mio pubblico ovviamente è un pubblico diverso da quello loro. Loro è un pubblico e il mio è un pubblico un po' più privato evidentemente. Loro si fidano ormai, cioè dopo un po' di tempo sanno che quello che uscirà dalla mia griglia tutto sommato si potrà mangiare, sarà una bella sorpresa. È una questione di fiducia prima sì, di tutto. Secondo me sì. Hai mai azzardato qualcosa di particolare? Sì, beh certo che sì. Insomma ci dai sta ricetta con cui hai vinto griglie o non ne vuoi sapere? Fammi capire. No, vabbè, posso dire che l'anno che abbiamo vinto abbiamo fatto per esempio con il pollo abbiamo combinato in una salsa, dico alcuni degli ingredienti, non dico tutti, per esempio il curry al rum, per esempio. Ed è stata, secondo me, cioè, nel momento in cui i giudici hanno messo in bocca questa cosa, era il sesto, settimo assaggio che facevano, cioè, ho visto proprio gli occhi... Si sono illuminati. Sì, si sono drizzati. Ma è una cosa che ti eri preparato a casa? Tutte cose provate a casa. E chi è la cavia a casa? C'è stata una serata di preparazione per cui avevamo un po' di persone che assaggiavano, ovviamente mia moglie e la moglie del mio partner,
e altre persone che ci indicavano e ci davano un po' di Anche per te è stato un lavoro in team, insomma. No, è stato assolutamente un lavoro in team ed è stato abbastanza complicato anche raggiungere gli equilibri adeguati. Oppure per esempio abbiamo fatto la salsiccia, la salsiccia cosa fai con una salsiccia? L'abbiamo disarticolata, abbiamo messo all'interno un po' di peperoni, di cipolla, eccetera, abbiamo fatto un hamburger con la salsiccia e con un po' anche di salsa al tartufo, per esempio, così per non sbagliare. E quindi è venuta fuori un hamburger di salsiccia che era veramente particolare, molto particolare. E questa cosa, insomma, assolutamente premiato. Sì. Tu invece appunto che consiglio, che percorso fai fare a quelli che sono i tuoi committenti, perché poi appunto cioè, il destinatario del tuo lavoro è il cane, ma certo. Chi lo porta lì è il padrone, no? Dipende sempre dall'età che ha il cane. Diciamo che se mi portano un cucciolo io consiglio sempre di portarmelo almeno una volta a settimana all'inizio, solo per fargli prendere confidenza con l'ambiente, con me, con mio marito, con le attrezzature, e con la presenza di altri cani, col rumore del phon. E poi mano a mano, sempre meno, fino a quando il cane si abituerà a stare anche sul tavolo, lo metto un attimo giù per giocherellare e quindi fare un percorso lungo, perché dura almeno un anno, e fargli prendere confidenza affinché poi non venga stressato da questa pratica. E nella tua logica, diciamo, formativa Sì. ti sei posta, adesso insomma sei arrivata anche ad essere campionessa italiana Sì. in questa disciplina, eccetera, Sì. cioè ti sei posto un obiettivo particolare per il futuro? Beh, sì, ho dei progetti appunto che sono quelli di partecipare ad altre gare e comunque Cioè, la formazione con altri non è tipi mai... di taglio o... Sì, anche su altri tipi di taglio. La formazione non è mai finita perché uno non smette mai di imparare, quindi sono sempre più carica. Senti, ti è mai successo che diciamo, hai consegnato il lavoro e il proprietario non era così soddisfatto? Ma sì, è successo, ma erano persone un po' pignole che magari hanno visto, non gli piaceva la coda fatta in un certo modo, tipo nel West Island la coda andrebbe fatta a carota, si dice, magari c'era la cliente che la voleva invece che a carota tutta dritta. Ecco, quello è successo, però E come in si linea di ripara? massima sono sempre soddisfatti i clienti. Come si ripara? Intanto gli si dice che il taglio non prevede la coda dritta ma a carota, gli si spiega un po' la cosa e poi se proprio non vogliono capire puoi anche farglielo, poi dipende perché non è che puoi sempre dire di sì al cliente, perché se mi fanno richieste assurde assolutamente io gli dico di no. Beppo, tu hai mai detto di no? No, io non dico di no, cerco di orientare, insomma, non sono tanto d'accordo con il nostro delle bracciole qui. Io insegno tecniche decorative, io tutto quello che so lo passo a tutti, perché io devo capire altre cose. Non ho detto cosa abbiamo fatto. Dico perché se tu ti tieni le cose nel sacco non ne ricerchi altre, quindi diventa una formazione che diventa limitata, no? Invece quando tu hai svuotato il sacco cerchi altre cose, quindi altri obiettivi e così, credo Tu che la sia... ricerca come la fai per i gusti o per le cose, per le innovazioni anche nel prodotto? Ma è una ricerca che io faccio continua tutti i giorni, assaggio anche, si vede. E si vede, la ricerca soprattutto decorativa è data, allora, il mio lavoro è la decorazione, ok? Continuamente il frutto fatto in una forma diversa ti suggerisce qualcosa quando tu lo tagli, è una continua, il colore ti suggerisce. Ricordo quando andavamo all'Etoile, che c'era la scuola Etoile di Chioggia, una scuola straordinaria, la prima in assoluto, io avevo più corsi lì che tenevo, no? E c'era un corso che avevano inventato per me dire le scenografie nei buffet. Non partivo mai con l'idea di fare una cosa, andavamo tutti alla ricerca di quello che si trovava, rami secchi, spighe, e quando eravamo lì si componeva questo qua e diventavano fuori delle cose straordinarie perché c'era anche il concorso delle idee con gli altri
cose incredibili, con le foglie, con dei grandi nylon dove si raccoglieva le foglie, si attaccavano su, neanche Missoni aveva quei colori là quando si faceva queste scenografie. Insomma, questo concetto della creatività italiana, tra l'altro prima mi piacerebbe se tu raccontassi questo episodio, quando durante una pausa io ho chiesto appunto questa logica della creatività e caratteristiche di altri paesi e tu Elisa hai raccontato, no, di questo caso della giapponese che sceglieva... Sì, in una delle ultime competizioni che ho fatto a Londra mi è rimasta un po' impressa questa ragazza giapponese dove avevamo a disposizione questo mezzo chilo di caffè e dovevamo fare delle prove e trovare l'estrazione che secondo noi insomma, era la migliore da presentare in gara e lei in maniera molto meticolosa ha scelto chicco per chicco, ha selezionato tutti i chicchi che secondo lei andavano bene e li ha divisi in micro porzioni che poi avrebbe utilizzato nei vari step di gara. Loro sono... Ed è finita che? È uscita con me. Però diciamo questo, nel senso anche preparare una gara, partecipare alle gare ti dà tanto e porti sempre a casa qualcosa. L'atteggiamento comunque che ha avuto lei mi ha insegnato qualcosa, quindi la disciplina comunque magari a volte noi siamo troppo poco, loro sono troppo meticolosi, però diciamo bisogna sempre prendere spunto. Io per esempio mi ispiro, cosa ti ispiri? Io sono appassionato d'arte e nel nostro locale abbiamo un centro culturale che organizziamo mostre di artisti, ne abbiamo credo 270 fatti in questi ultimi 20 anni, mostre d'arte. Gli artisti ti insegnano tanto perché se tu stai attento e sai cogliere l'abbinamento di colori, le forme, la leggerezza che è in alto, il colore, l'equilibrio del colore così sono straordinari, no? Però devi anche stare attento e leggere queste cose qui, non so. Tu li hai davanti ma devi essere anche predisposto a insomma, se non c'è una predisposizione io penso che nessuno di voi sarebbe qua in questo momento, quindi assolutamente passione, predisposizione, amare il proprio lavoro, amare il proprio lavoro, esattamente, amare il proprio lavoro, non essere mai stanchi e, a parte che la stanchezza che cos'è? Riposare un po' bisogna, ma quando fai quello che ti piace fare non ti stanchi in fondo, non ti sembra neanche di lavorare, è vero, è così. Bene, io non sono stanco perché mi sto anche tra l'altro molto divertendo in questa trasmissione, però noi abbiamo un limite che è dato dal tempo a disposizione, che purtroppo, cari signori, è terminato. Quindi non faccio che ringraziarvi, farvi in bocca al lupo, posso in particolare a Elisa, visto che è quella che ha la competizione più immediata, mi raccomando, il tricolore noi piace un sacco vederlo sventolare. E con il mio team cercheremo di... Magari un po' più alto e quindi non ti abbiamo caricato. Facciamo una cosa, come chiusura, no? Facciamo vedere questa Coppa del Mondo. La Coppa del Mondo, vediamo di aggiungere un'altra. Grazie a tutti, grazie a Giuseppe, grazie a Silvia grazie. E ovviamente grazie soprattutto ai nostri telespettatori che ci hanno seguito. Ciao a tutti.